Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Ancora un giallo il caso della morte di Angelo Onorato. Domani l'autopsia aiuterà a chiarire le cause della morte. Intanto la procura apre un fascicolo per omicidio come atto dovuto. Armi, droga, gestione illecita di rifiuti. A Palermo 27 arresti. C'è anche un imprenditore che vendeva illegalmente scarti riciclati come profitti consistenti. Coinvolti 3 minorenni. Rimane in carcere Daniele Alba, il meccanico di Cianciana che giovedì scorso ha accoltellato la moglie e i 2 figli. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Sciacca al termine dell'udienza, dove l'uomo non ha risposto alle domande del magistrato. La Premier Meloni al Teatro Massimo firma l'intesa tra governo e Regione Siciliana sui fondi destinati allo sviluppo e alla coesione, 6,8 miliardi di euro, compresi i fondi per il ponte. Ponte sullo stretto, clima rovente e querele. Il senatore della Lega Germanà contro le dichiarazioni dell'onorevole Bonelli, accusato di generale clima d'odio e disinformazione. La Rivolazione del porto di Catania ha presentato il progetto che renderà competitivo lo scalo marittimo, stanziati 200 milioni. Il molo di Levante sarà riaperto nel 2026. E poi il calcio, Palermo e Catania adocchiano Pippo Inzaghi per la prossima stagione. L'ex tecnico di Milan, Bologna, Reggina e Salernitana sarebbe nella shortlist di entrambi i club. Bentrovati, dunque il caso della morte di Angelo Onorato. Domani l'autopsia sul corpo dell'imprenditore aiuterà a capire se si è tolto la vita o meno. Di certo sono ancora molti punti oscuri di questa vicenda. Intanto ha aperto un fascicolo per omicidio come atto dovuto. Emanuela Corsi. È stata rinviata a domani l'autopsia sul corpo di Angelo Onorato, l'imprenditore trovato morto sabato scorso nella sua auto con una fascetta al collo. L'esame eseguito all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo servirà a stabilire se si tratta di omicidio o suicidio. I magistrati continuano a propendere per questa seconda tesi, anche se resta oscuro il motivo del gesto. Intanto la Procura di Palermo ha aperto un fascicolo per omicidio come atto dovuto, precisa, vista la necessità di compiere gli accertamenti, alcuni ripetibili, come dicevamo, l'autopsia. Di certo l'uomo, marito dell'eurodeputata Francesca Donato, sabato scorso era solo in auto. Lo dicono le telecamere della zona che hanno ripreso il veicolo mentre si avvicinava al tratto di strada in cui l'architetto è stato trovato senza vita, circostanza che avvalora ulteriormente la tesi del suicidio. C'è da dire che il punto in cui era ferma l'auto però si trova in una zona cieca, non ripresa dalle videocamere. È possibile quindi che l'imprenditore avesse un appuntamento proprio nei metri non inquadrati con qualcuno che è arrivato lì a piedi e lo ha ucciso? Nessun'auto di certo, come testimoniano le telecamere, si è fermata dove è stata ritrovata la Range Rover col corpo di Onorato. I familiari dell'imprenditore però continuano a ribadire che non si è suicidato, anche alla luce di una lettera consegnata alla polizia dall'avvocato Fabrizio Macchiarella, amico di Angelo Onorato. All'interno una frase shock: se muoio io sappiate che ho fatto di tutto per salvare mia moglie e i miei figli. Uno scritto risalente a febbraio dove non ci sarebbero nomi e cognomi. Che Onorato avesse paura si evince chiaramente da questa lettera. Le persone più vicine pensano a problemi legati al cantiere di Capaci dove doveva realizzare un capannone. Anche il giorno in cui è morto Onorato ha detto al cognato che sarebbe andato proprio lì per risolvere una questione, ma a Capaci non è mai arrivato. La sua auto e la sua vita si sono fermate nella strada parallela alla Palermo-Mazzara del Vallo. Palermo, traffico di rifiuti da 50.000 euro al mese, una banda gestiva pure le piazze di spaccio e le estorsioni. 27 gli arresti, gli indagati si facevano pagare anche per restituire le auto rubate con il classico metodo del cavallo di ritorno. Eva Spampinato. Trafficavano droga e rifiuti e incassavano fino a 50.000 euro al mese. Un blitz dei carabinieri di Palermo ha fatto scattare le manette per 27 persone, 17 finite in carcere e 10 ai domiciliari, che oltre a rubare, lavorare e rivendere il ferro, controllavano le piazze di spaccio e rubavano auto. Un giro d'affari fiorente che coinvolgeva anche un imprenditore, il quale, secondo gli inquirenti, metteva a disposizione i propri mezzi, consentiva la compilazione dei formulari per la successione
successiva vendita dei rifiuti a ditte della Sicilia e di altre regioni, impegnate nel campo edile, siderurgico e del trattamento di materiale metallico, con guadagni stimati che potevano arrivare anche a 50.000 euro mensili. Nelle piazze di spaccio di San Giovanni Apostolo, Borgonuovo e Cruillas, gli indagati gestivano la vendita della droga con armi da sparo clandestine. Altri introiti poi arrivavano dal furto di auto e furgoni. La banda prima rubava decine di mezzi e poi tentava l'estorsione ai proprietari con il metodo del cavallo di ritorno. La somma richiesta per la restituzione era di 1.000 euro. Rimane in carcere Daniele Alba, il meccanico di Cianciana che giovedì scorso ha accoltellato la moglie e i 2 figli. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Sciacca al termine dell'udienza, dove l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Resi noti anche i capi di imputazione. Intanto migliorano le condizioni cliniche dei 2 bambini. Davide Sardo. Arresto convalidato e custodia cautelare in carcere. Ecco l'esito dell'udienza di convalida a carico di Daniele Alba, il meccanico di 35 anni di Cianciana, che giovedì scorso ha accoltellato con violenza la moglie e 2 figli di 6 e 3 anni. A pronunciarsi nel merito è stato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella. All'indagato si contesta il tentativo di triplice omicidio ed il sequestro di persona. E poi anche resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e detenzione di proiettile, quello rinvenuto nel fagottino della figlia più piccola, da lui consegnata ad un operatore 118 dalla finestra dell'abitazione della famiglia in piazza Bellini. Nel corso dell'udienza Daniele Alba, assistito da 2 avvocati del Foro di Sciacca, si è avvalso la facoltà di non rispondere al GIP e al sostituto procuratore titolare dell'inchiesta Brunella Fava. Le notizie delle ultime ore sulle condizioni cliniche dei 2 bambini sono incoraggianti, anche se la prognosi è ancora prudenzialmente riservata. La loro mamma, Aneta, già operata a Ribera, sarà dimessa nei prossimi giorni dall'ospedale Fratelli Parlapiano. La Premier Meloni al Teatro Massimo firma l'intesa tra Governo e Regione Siciliana sui fondi destinati allo sviluppo e alla coesione. 6,8 miliardi di euro, compresi i fondi per il ponte. Maglio Viola. Città bloccata per l'arrivo nel capoluogo siciliano della Premier Giorgia Meloni, venuta a firmare in pompa magna l'accordo Stato-Regione sui fondi FSC che pioveranno sulla Sicilia. Nessun euro di queste risorse deve andare disperso. Purtroppo è accaduto e noi vorremmo che non accadesse più. La Presidente del Consiglio ha voluto rassicurare anche sulla scelta di dar vita a una ZES unica, la zona economica speciale, nella quale gli imprenditori possono contare su abbattimenti fiscali, semplificazioni burocratiche e incentivi, estesa a tutto il Sud Italia. Penso che la ZES unica del Mezzogiorno sia una grande occasione. Mi sento di tranquillizzare sul fatto che non ci saranno lungaggini, Presidente Schifani. Sono stati nel complesso presentati 580 progetti per 6 miliardi e 862 milioni in 9 macro aree di intervento. 2 miliardi e 100 vanno al ponte sullo stretto e ai termovalorizzatori, quindi 4 miliardi e 750 milioni circa per tutti gli altri interventi. Nel settore delle infrastrutture c'è 1 miliardo che va a strade e ferrovie, dei quali una parte per le metropolitane di Palermo e Catania. Nel settore edilizio ci sono interventi per scuola, cultura, sport e sanità. Una forte boccata d'ossigeno per la città di Catania e il suo Interland, 121 milioni alla metropolitana. Ci sono poi fondi per fare il terminale dell'aeroporto e altri 77 micro interventi nell'area metropolitana, fra cui diversi interventi per la riqualificazione dell'area industriale di Catania. Questa terra che è in parte anche la mia terra, e so che questa gente orgogliosa non chiede carità. La Presidente del Consiglio si è poi concessa una serie di fotoricordo prima di lasciare il Teatro Massimo. Ponte sullo Stretto, controffensiva del senatore della Lega Germanà contro la disinformazione e il clima di odio ed allarme sociale generato dalle dichiarazioni dell'onorevole Bonelli. Germanà ha dato mandato all'avvocato di presentare una denuncia alla Procura di Roma. Francesco Triolo. Si arroventa il clima delle polemiche sulla realizzazione del ponte sullo Stretto. Questa mattina il senatore della Lega Nino Germanà ha preannunciato un esposto querela nei confronti dell'onorevole Angelo Bonelli. Stamattina ho voluto chiarire alcuni aspetti tecnici, il ponte è assolutamente fattibile, legge di Stato, eccetera, eccetera, e poi ho dato mandato all'avvocato di fare un esposto a Bonelli proprio perché non è possibile consentire che si vada in giro a dire sciocchezze.
In particolare si sono ravvisati nelle ripetute dichiarazioni dell'onorevole Bonelli possibili estremi di reato, tra i quali la calunnia, ha detto Germanà, mistifica la realtà, crea disinformazione e alimenta il clima di odio e di allarme sociale, ha detto nel corso della conferenza stampa con accanto l'avvocato Salvatore Silvestro. Non è possibile che venga consentito a un cittadino chiunque o a un parlamentare, non perché parlamentare perché gode dell'immunità, di dire una sciocchezza qualsiasi. La preoccupazione è quella che si crea allarme sociale? Assolutamente sì, allarme sociale, odio sociale, come è successo con i cantieri della TAV. E Bonelli ha risposto ricordando come da anni sostiene che il ponte sullo stretto sia una follia economica ed ambientale. Abbiamo già presentato 3 esposti contro questo progetto, sollevando domande cruciali alle quali il governo non ha mai dato risposte, ha detto Bonelli. I cittadini hanno diritto a conoscere i dettagli di un progetto che avrà un impatto così profondo sul territorio. Il porto di Catania si rinnova, stanziati 200 milioni di euro per rendere competitivo lo scalo marittimo. Il molo di Levante riaperto nel 2026. Giusy Lazzara. Il porto di Catania e il suo rinnovamento da tanto atteso, stanziati 200 milioni per far partire i cantieri e rendere più competitivo lo scalo marittimo. Fare del porto di Catania un porto essenzialmente turistico e peschereccio. La movimentazione delle persone e delle merci naturalmente viene garantita, ma il futuro di Catania è soprattutto legato alla capacità di diventare una meta di forte attrazione turistica. Il porto come estensione naturale della città, da sempre vissuto anche da chi ama passeggiare e godere del mare. Abbiamo chiuso il molo di Levante per questioni di sicurezza. I lavori sono iniziati da circa un mese e dureranno poco meno di 3 anni, quindi diciamo nel 2026 saranno completati. Alla fine di questi lavori riapriremo tutto e la cosa bella è che sul camminamento del molo di Levante godremo di qualcosa di particolarmente bello perché sarà interamente ristrutturato. Si fa sistema con capofila il porto di Augusta. Qui noi ci dedicheremo a concentrare tutti gli investimenti che abbiamo per rinnovare questo porto che ha un grande bisogno di rinnovo, di ampliamento infrastrutturale e di consolidamento delle banchine che già ci sono. L'obiettivo è quello di migliorare le crociere, di fare di porto e di rafforzare i traghetti. Tante le sfide che attendono il sistema del trasporto marittimo della Sicilia orientale. Ennesimo episodio di violenza negli ospedali questa mattina. Un operatore sociosanitario del pronto soccorso dell'ospedale civico di Palermo è stato colpito al volto dal marito di una paziente che era giunta in gravi condizioni. L'operatore aveva provato a fermare l'uomo spiegandogli che non poteva seguire la moglie in reparto e così è stato colpito. E cambiamo argomento. Catania, la regina del freestyle, presentati i campionati italiani che si terranno dal 5 al 14 luglio. Tonino De Mano. Catania, la regina del freestyle, dal 5 al 14 luglio per un evento che attira l'attenzione di appassionati e curiosi, richiamando quasi 500 atleti ed oltre 6.000 persone. Vinta la concorrenza di Padova, ne va orgoglioso l'assessore allo sport Sergio Parisi, la città etnea si prepara ad accogliere gli specialisti di uno sport in forte ascesa. Ma questa è l'ennesima dimostrazione di quanto sia importante Catania nel panorama sportivo nazionale. La Federazione Italiana Pattinaggio ha scelto questa sede per ben 11 giorni di gare. Stiamo utilizzando il regolamento sulla tassa di soggiorno per quanto riguarda l'organizzazione di manifestazioni sportive e questo ci sta consentendo, con la grande attenzione di tante federazioni e di tante società sportive, e sicuramente Catania ne va fiera e soprattutto ci dà l'idea di come lo sport sia davvero il fiore all'occhiello della nostra città. Scalpita Massimiliano Trovato, presidente regionale della Federazione Italiana Sport Rotellistici. 422 atleti partecipanti a questo campionato, 72 titoli italiani consegneremo ai ragazzi, vi parteciperanno 4 campioni del mondo, 3 campioni europei, un grande evento all'interno di una grande città quale quella di Catania. 8 specialità e gare suddivise tra il Pala Catania ed il suggestivo scenario di Piazza Nettuno. Presentato ad Agrigento il docufilm Io rimango qui, ambientato tra San Cataldo e Palma di Montechiaro, un audiovisivo che rievoca la nostalgia della gioventù e racconta lo stretto legame dei siciliani con la loro terra. Davide Sarto. Un docufilm che racconta lo stretto, anzi viscerale, legame dei siciliani con il luogo d'origine, mostrando una Sicilia affascinante ed autentica.
Si intitola Io rimango qui, prodotto da Yes in Sicily ed è stato presentato al Teatro Pirandello di Agrigento. Il documentario è ambientato tra i comuni di Palma di Montechiaro e San Cataldo e narra la Sicilia degli anni '80, ruotando intorno alla nostalgia della gioventù. Non è soltanto un tuffo nel passato o un viaggio nostalgico attraverso la Sicilia, quella in cui i ragazzi avevano voglia di stare insieme all'oratorio prima e nelle radio libere dopo. Il messaggio del film è quello, riuscire a creare una sensazione di nostalgia verso il momento in cui sei stato bambino. Il momento in cui sei stato bambino è il momento che non dimenticherai più nella vita. Attraverso questo viaggio di questi 4 bambini che si ritrovano nell'estate dell'82 a giocare per le strade, poi si ritrovano alla loro ultima estate scolastica nell'88 e guardando il solito orizzonte lì hanno un po' di paura per quello che potrebbe essere domani. Vede i propri figli dover andare via e vede ancora tante famiglie divise fra Sicilia e il resto d'Italia, soprattutto il nord dell'Italia. Ecco, questo è un punto su cui è giusto riflettere. Dalla tossicodipendenza al successo mondiale grazie alla Christian Music, un rock potente con messaggi alternativi al sesso, alla droga, alla violenza. Un evento organizzato a Catania nel quartiere di San Giovanni Galermo che ha visto migliaia di fan arrivare da tutte le parti della Sicilia e della Calabria. Adelaide Barbagallo. Il rock possente del Reale a Catania con migliaia di persone arrivate da tutta la Sicilia e dalla Calabria per applaudire il gruppo che gira tutto il mondo e che non era mai stato nell'isola. Ad attrarre schiere di giovani e intere famiglie è la loro Christian Music. Sul palco l'arcivescovo di Catania Luigi Renna che si è rivolto ai giovani, colpito dall'evento organizzato dal parroco di San Giovanni Galermo padre Catalfo e dal suo vice Don Bucolo. Noi siamo quelli dell'eternità, che non è l'eternamente vecchio ma l'eternamente giovane. E dalla droga, dalla strada, dalla effimera ricerca di felicità che nascono in Reale. Alessandro Gallo, voce e chitarra del gruppo, e Francesca Cadorina, entrambi tossicodipendenti, nella comunità Cenacolo riscoprono il senso della vita, decidono di coniugare fede e rocco. Come si è trovato lo spazio artistico per temi di violenza, ostentazione della ricchezza, sesso, droga, si può trovare spazio anche per i valori cristiani se la proposta artistica è di pari qualità. Smonta nel luogo comune dello sfigato cattolico che si batte il petto ed è triste. Sono gioiosi, raccontano la loro esperienza di rinascita, scalano le classifiche. I loro album sono tra i più scaricati e venduti online. Le notti sono fermate di mare, forse il mondo E adesso una pausa, torniamo tra poco con il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, è già tempo di pensare al futuro in casa Palermo. Tra i nomi papabili per il dopo Mignami c'è anche quello di Filippo Inzaghi, lascerà anche l'attuale DS Leandro Rinaudo. Marco Cullà. Il cartello lavori in corso è già stato affisso, l'eliminazione dai playoff riecheggia ancora in tutto l'ambiente, ma il Palermo deve guardare avanti e allora rivoluzione è in atto. Il primo capitolo è quello dell'allenatore. Michele Mignani non sarà confermato, al suo posto si è già parlato di Zanetti, ex Empoli che avrebbe avuto vari contatti e sarebbe onorato di guidare i rosanero, ma ci sarebbe sullo sfondo anche Filippo Inzaghi. Il tecnico è reduce dall'esperienza non proprio felice alla Salernitana e il suo profilo è tenuto in considerazione dal City Group, che però sembra dare priorità a Zanetti. E poi ci sarebbe anche Dionisi, ma l'ex Sassuolo ha richieste anche da club di Serie A. A lasciare sarà anche l'attuale DS Leandro Rinaudo, il cui contratto scade il 30 giugno e che non verrà rinnovato. Da Manchester, quartiere generale del City Group, come di consueto, non filtra nulla, nessuna comunicazione ufficiale, nessuna conferenza stampa della dirigenza sull'eliminazione dei playoff, nessuna indiscrezione sulla prossima stagione e sul rilancio della squadra. Un mood operativo decisamente discutibile, poco allineato ai parametri del calcio italiano.
Dopo l'eliminazione dai play-off, per il Catania occorre subito programmare la prossima stagione, anche per dare un segnale importante alla piazza. Il primo nome per la panchina è quello di Pippo Inzaghi. Francesco Triolo. Non solo una partita, c'è una stagione da mettersi subito alle spalle. Il Catania guarda già al futuro, a programmare il prossimo campionato, a non lasciare nulla al caso per alimentare le ambizioni. Il primo passo dovrà essere quello della scelta del nuovo allenatore. Da giorni il nome che frulla nella mente del vicepresidente Vincenzo Grella è quello di Pippo Inzaghi. Non è il solo, ma è quello che piace di più e che potrebbe accettare la sfida rossazzurra di fronte ad un progetto a lunga scadenza, ma ha chiesto un'organizzazione tecnica di un certo tipo. Inzaghi vorrebbe cioè un direttore sportivo di un certo spessore, di cui si fida. Ecco perché il nome di Pasquale Foggia, con cui ha lavorato a Benevento, potrebbe ritornare in voga, anche se la società del presidente Pelligra sta parlando da tempo anche con Francesco Palmieri, ex responsabile del settore giovanile del Sassuolo. C'è insomma un ventaglio di opzioni piuttosto ampio che riguarda anche la panchina, perché oltre Inzaghi un altro nome è quello di Fabio Caserta, che al Massimino ha visto dal vivo anche una partita, quella contro il Giuliano. Poi si discuterà dei giocatori, ad esempio gente come Monaco, Buazza, Marini, Welbeck, Cicerelli, Peralta, Quaini, Cianci potrebbero ancora fare al caso del Catania, che non ha mai nascosto per esempio l'interesse per l'attaccante artistico retrocesso con Francavilla, ma autore di una strepitosa annata. Il Catania lo voleva già a gennaio, magari l'estate potrebbe essere la stagione giusta. E per questa edizione del TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.